sing tonight. My love sings. It's no dream tonight. Been so long since we danced to. Pomeriggio. Sono Lancianese Deborah, titolare della GEG SRL Ricariche Bike. Siamo produttori di colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche. Sono componibili in base alle esigenze appunto del cliente, quindi possono essere sia da parete sia da terra. Ed inoltre produciamo anche tutta una serie di rastrelliere con una speciale serratura a pagamento o a cauzione, dotate anche di catena per la sicurezza della bicicletta. In linea di massima, quanto tempo serve per ricaricare normalmente una batteria della bicicletta? Ma dipende molto dal tipo di batteria, però diciamo che all'incirca siamo all'altezza dei 15-30 minuti, insomma di solito il ciclista non si trova mai sprovvisto né del carica e non arriva quasi mai ad essere a secco. Una cosa le chiedevo, anche per le macchine? No, attualmente solo per le biciclette. Abbiamo in previsione entro fine anno anche i prototipi per le macchine. Molto interessante. Allora, l'azienda dov'è ubicata, signora? Noi siamo vicino a Bassano del Grappa, e quindi un'azienda veneta, assolutamente, tutto fatto made in Italy, prodotto assolutamente made in Italy e niente, insomma. È la nostra prima esperienza qui a Caorle e devo dire che abbiamo avuto un ottimo riscontro. Lo stavo proprio chiedendo un'opinione sulla fiera proprio dell'Expo Mar di Caorle. Devo dire che, ripeto, come prima esperienza è stata veramente molto interessante e gli albergatori e anche i partecipanti, insomma, che hanno queste strutture ricettive hanno ben apprezzato il nuovo servizio per la ricarica delle biciclette elettriche, che è in fortissimo, il mercato in forte espansione. Qualora il telespettatore sia interessato all'acquisto dei vostri prodotti o ulteriori informazioni, cosa deve fare? Può collegare al nostro sito web www.ricariche-bike.it, dove troverà tutti i contatti per avere maggiori informazioni. Su Facebook avete la vostra pagina? Abbiamo sì più pagine, Ricariche Bike, GJG SRL.